Buonasera, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Lo vedete accanto a me Massimiliano Medda, attore, regista, autore, di più di conduttore televisivo. Insomma, ciao Massi, grazie Grazie a amico. te, ciao Fabrizio. Allora, perché Massimiliano? Perché indiscusso, abbiamo detto, capocomico, fondatore del gruppo La Pola che compie 35 anni di attività, era lontano 1986 e Massimiliano Medda, appunto, indiscusso capocomico, ha deciso di raccogliere in un libro tutte quelle che sono le commedie messe in scena dalla compagnia teatrale No, cagliaritana. non tutte. Scusa se ti interrompo, Fabrizio, Una parte. non tutte perché se no ci vorrebbe un'enciclopedia, perché devi sapere che in 35 anni di attività almeno 10-15 commedie abbiamo fatto e qui ci sono le prime. Ci Le sono le prime, prime dal titolo speriamo che lo compri qualcuno, che lo vedi qualcuno. parafrasando il primo spettacolo che era speriamo che venga qualcuno. Eh sì, perché c'era proprio la speranza che non venisse nessuno, a parte i parenti e gli amici, quelli più stretti, ma insomma era la prima volta che cercavamo di coinvolgere il pubblico cagliaritano e non solo quello del quartiere Marina e dei parenti e degli amici. Guarda, sì, il fatto di uscire con un libro che raccolga ovviamente le radici, le origini del gruppo teatrale, della compagnia teatrale La Pola, è un po' una fotografia su quello che è stato fatto, è un po' un ricordare le origini del teatro di La Pola, ma teatro cagliaritano in generale, oppure è un, come posso dire, vedere quello che è stato fatto per poi guardare al futuro. Ma guarda, non lo so. Allora a me è stato proposto di scrivere un libro. Io ho detto, scusate, ho delle opere che mi farebbe piacere pubblicare per un po' per tutte le cose che hai detto tu. Sicuramente è per lasciare una traccia, cioè queste opere che vengono custodite in un libro permettono poi un domani a chi è curioso, chi ha la curiosità di sapere quello che diciamo succedeva nella Cagliari della fine degli anni 90 dal punto di vista teatrale si può benissimo leggere questi primi testi e poi ci sono delle scene che sono abbastanza divertenti e che mi piacerebbe un domani che magari qualche altra compagnia potesse anche rappresentare, insomma. Però Massi, nel 1986, quando avete iniziato, ovviamente da dilettanti, l'ambizione era quella di arrivare a calcare palcoscenici importanti, ma c'era la consapevolezza di poterci arrivare? No, quello sicuramente no, no. Allora, noi abbiamo iniziato, come dici tu, da dilettanti con un gruppo di amici che sono poi quelli che sono rimasti Marco, Massimo, Stefano, Daniele Gastaldi, insomma, lo zoccolo duro della compagnia. Abbiamo iniziato così per gioco, per divertirci, per fare qualcosa di diverso, di qualcosa che ci piaceva, anche perché all'epoca c'erano la Smorfia, c'erano un sacco di gruppi che facevano cabaret e teatro cabaret che ci divertivano, ci piacevano, quindi noi ci siamo ispirati un po' a quegli sketch e abbiamo pensato di farli usando la nostra lingua, il cagliaritano, quindi diciamo che non c'era nessuna, c'era la speranza, come quando tu inizi un progetto di andare avanti, però non avremmo mai pensato dopo 35 anni di raccontare insomma quello che è stato l'esperienza della Pola. Però tornando al discorso del libro, quando tu hai scritto i primi copioni, ti viene in mente, vabbè, speriamo che venga qualcuno, quindi Sant'Andrea Certo. Frius, cioè l'idea di un santo molto conosciuto in Sardegna, vestendolo di chiave comica, oppure Sant'Efisio contro San Gennaro, cioè unire il sacro e il profano, potremmo dirlo, in qualche modo forse è stata lì la chiave comica. Beh, ma guarda, allora, la chiave comica innanzitutto era quella dell'utilizzare la parlata cagliaritana, perché noi quando abbiamo iniziato a scrivere, a pensare di fare delle opere teatrali, inizialmente abbiamo letto le commedie, diciamo, quelle classiche di Garau, eccetera, eccetera, no? Però erano testi che non ci appartenevano per il nostro modo di parlare, per la nostra età. E quindi ho pensato di
di scrivere delle cose inedite, chiaramente sfruttando dei personaggi. In questo libro c'è stata la libertà con Carlo Felice, quindi stiamo sfruttando un po' quello che è l'unico monumento che abbiamo a Cagliari. San Gennaro Satifisi è nato dall'incontro con Gennaro Longobardi, con cui abbiamo collaborato per i primi anni, quindi ci siamo immaginati questi due santi che bisticciano in paradiso. La fiaba che il narratore starnutisce, sbaglia foglio e passa dal principe azzurro a Cappuccetto rosso a Pinocchio, insomma, fare un miscuglio, e chiaramente i personaggi funzionano perché hanno la voce e la caratteristica dei personaggi cagliaritani. Ecco, diciamo che la parlata cagliaritana che all'epoca non era, cioè che non veniva sfruttata, ed è una parlata invece molto comica che si presta, e infatti poi il fatto di portarla in giro per tutta la Sardegna, diciamo che ha funzionato, ed è questa, insomma, l'arma vincente, il modo di parlare cagliaritano, chiaramente un po' italianizzato, anche perché per come lo parlavamo noi in quegli anni, insomma. Ma in qualche modo avete anche sdoganato quello che è la localizzazione del posto. Tu giustamente dicevi, abbiamo utilizzato lo slang, la parlata cagliaritana, che appunto è localizzata a Cagliari, ma potremmo dire il Campidano, però voi avete riscosso successo anche fuori dalla Sardegna, ma ovviamente in Sardegna, quindi anche in posti dove il cagliaritano di fatto non è parlato, penso al resto dell'isola, quindi Sassari, Galluno, Nuorese. Sì. È chiaro, però non è parlato, però a loro piace sentirlo, fa ridere come fa ridere a noi cagliaritani, perché è un modo, è un po' anche il sassarese, è un po' questa cosa comica, un po' da strafottente, il cagliaritano è un po' così, un po', però molto arguto, molto con la battuta sempre pronta, e questa cosa piace rispetto ad altre parlate. Diciamo che il cagliaritano funziona molto, e questa è insomma, la prova è che poi alla fine, dopo tanti anni, andiamo in giro un po' dappertutto e la gente si diverte, ci capisce. Voi siete partiti come attori di una compagnia teatrale, quindi proprio nel senso Sì. di teatro vecchio, cioè con la struttura teatrale, con il palcoscenico in legno. Ovviamente poi la popolarità, la bravura, l'apprezzamento da parte del pubblico vi ha consentito di spaziare. Siete arrivati in televisione più di una volta, un sacco di volte con Videolina, con le trasmissioni Videolina, le piazze, quindi un aspetto diverso da quello che è il teatro. Ecco, come si adattano le vostre scene, i vostri copioni, quindi anche gli spettacoli, anche quelli del libro, all'interno delle situazioni in cui voi vi esibite, perché ovviamente i tempi tecnici della TV non possono essere quelli della piazza e tantomeno quelli del teatro. No, ma diciamo che, allora, per quanto riguarda il teatro e la piazza, diciamo che sono un po' simili, nel senso che noi abbiamo sempre ricreato anche nelle piazze un minimo di scenografia, l'abbiamo fatto diventare quasi uno spettacolo teatrale, portavamo le sedie, 300 sedie, quando ancora non le portava nessuno, proprio perché il pubblico doveva stare seduto. Quindi diciamo, tra teatro e piazza non c'è tutta quella differenza. Diciamo, la televisione abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo fatto un prodotto televisivo, e chiaramente ci siamo arrivati in un momento dove facevamo meno teatro, dove si faceva meno teatro, e quindi era stato proposto da Beppe Anziani di fare una trasmissione che si occupasse, a parte Occupazione, che era stato nel 2000, no, nel 1996 abbiamo fatto questa trasmissione Occupazione, che era, dove avevamo portato un po' come faceva la Jalapas con Mai dire Gol, Mai dire TV, avevamo portato questi personaggi che noi avevamo già utilizzato nel teatro, che facevano degli sketch, diciamo, televisivi in croma, quindi ci collegavamo con Spiro Erba, che si collegava invece di Piazza Affari, Piazza Matteotti, gli chiedevamo della borsa, lui ci diceva che le borsette, chiaramente legate all'UCIP. Mi ricordo anche Andrea Parodi che faceva il Carlo Fortino. Parodi che aveva fatto Carlo Fortino, e la cosa bella di quello sketch è che nessuno l'aveva riconosciuto. Era talmente truccato che non l'aveva riconosciuto nessuno. Insomma, a parte quell'esperienza, poi nel 2002-2003 Beppe Anziani ci aveva chiesto di fare una trasmissione che si occupasse di calcio, e lì era nata Come calcio sui maccheroni,
dove venivano coinvolti i calciatori, i personaggi, era una sorta di casa, infatti si finiva sempre con, Una eh, spaghettata. con un piatto di spaghetti, sì, quando ancora di cucina in televisione non se ne parlava, in quegli anni noi facevamo cucinare Francesco, si finiva sempre tutti a tavola come si finivano, diciamo, le cose, le chiacchierate sportive. Da lì è iniziato un filone che poi è diventato come Idolina un rapporto che dura da tanti anni e dove vengono proposte trasmissioni, diciamo, comiche con un po' alla Zelig, con personaggi che Sì, entrano sì, e sì, sì. escono, che io faccio Siete da... stati anche in modi talent scout, diciamo la verità. Però Sì, sì, tante persone sono abbiamo passate. sempre dato la possibilità a tutti quelli che avevano qualcosa da dire di dirla, quindi Jacopo, Marco Pico, insomma tanti personaggi che poi si sono alternati con noi durante questo periodo. Per quanto riguarda invece dall'86, quindi speriamo che venga qualcuno ad oggi, mettiamola così. Quando è che avete capito o hai capito che era cambiato, come posso dire, non solo la notorietà, la popolarità, ma anche l'attenzione, ovviamente, nei confronti della compagnia teatrale? Ma guarda, te ne accorgi piano piano, come quando riempi un teatro, quando riempi l'anfiteatro, quando vedi che la gente non vede l'ora di vederti, allora sì, ti rendi conto di essere arrivato un po'. Ma noi l'abbiamo sempre vissuta in maniera, ti devo dire, tranquilla, non c'è mai stato non lo so, boh, siamo sempre rimasti quelli Che eravate prima. eravamo, sì, anche perché poi, sai, riempivi l'anfiteatro e poi l'indomani andavo a lavorare in ospedale, l'orrei andava a togliere i capelli, cioè alla fine, capisci, l'abbiamo sempre vissuto in questo modo, e forse è la cosa migliore, guarda. Però Forse è la, la cosa la migliore. popolarità, se da una parte ti fa piacere, perché vuol dire che sei apprezzato come artista, in questo caso come comico, però proprio come comico, secondo me, alle volte, anche quando dici cose serie, o no, può essere, no, il rapporto nei tuoi Vabbè. confronti, pensano sempre che tu sia allegra, che non puoi avere magari un momento, una giornata Sì, no, 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 diversa. no. Allora, ci sono due contrapposizioni. Quando ti vedono troppo allegro, ti dicono, laghi del suo palco. Quando ti vedono troppo triste, Gesù di seri, vuoi, capito? Quindi devi sempre cercare di trovare un equilibrio, diciamo. Però vabbè, Tanti, fa è quello piacere. che parte della vita, no? Perché forse lo diceva Certo. anche Massimiliano Boldi, che quando aveva fatto il film come attore drammatico, nessuno gli aveva creduto, proprio come attore drammatico, proprio perché era abituato a essere. Sì, perché poi il comico nelle vesti dell'attore drammatico insomma, è un po', diciamo, anche Totò ha fatto tanti bei film dove faceva l'attore drammatico, è nelle corde un po' dell'attore comico, quello di interpretare ruoli drammatici, anche se non vengono sempre apprezzati, perché comunque, diciamo, se uno è comico, apprezzi la bravura, però preferisci che ti faccia ridere. Senti, ma sì, allora abbiamo detto La Pola, e quindi in questo caso il libro, speriamo che lo compri qualcuno, il Teatro della Pola, Sì. riunisce in questo libro, abbiamo detto, le prime commedie messe su che sono nate poi di fatto dall'antico quartiere della Marina, ecco perché poi Certo. si chiama La Pola. Tanti attori, tanti amici che sono passati proprio all'interno della compagnia La Pola, mi viene in mente adesso, che ne so, Stefania Frigao, cioè qualcuno che comunque magari ha fatto parte nei primi periodi. Ecco, di tutte le persone, di tutti i tuoi amici, che poi sono stati colleghi anche di lavoro, a parte lo zoccolo duro, hai qualche ricordo in particolare che ti fa piacere ricordare qui? Vabbè, tutti quelli, come hai detto tu, tutti quelli che hanno lavorato con noi, Luisa Schirru, Stefania Frigau, Marco Pacci, Bruno Garau, insomma siamo stati Marisa Piano, Luca Mura, insomma siamo stati negli anni sono entrate tante persone, è chiaro che poi con ognuno di loro c'è un ricordo, un legame, un'esperienza vissuta insieme, aver condiviso il palco, insomma anche con Elio Artemalle che è stato con noi 2 anni, insomma, ci sono stati tanti bei momenti, insomma, quante ore hai a disposizione? No, vabbè, siamo Perché abbiamo indipendenti. sempre 5 anni ci indiboli, Sì, sappilo. sì.
No, però è sempre stato piacevole con tutti, dai, è sempre stato un bellissimo viaggio che abbiamo fatto con tutti. Il punto più alto, secondo te, è l'anfiteatro pieno? La serata all'anfiteatro? Beh, sì, il 2001 quando abbiamo fatto, mi sembra, 5 o 6 pienoni dell'anfiteatro, quello è stato con lo spettacolo dietro le quinte e le seste che io mi auguro che questo libro vada bene, ma non tanto per il guadagno, perché insomma dei libri non si guadagna, è bello averli, però non si guadagna tanto. No, mi piacerebbe proprio che venissero pubblicati anche altri spettacoli, perché facendo questo lavoro di ricerca, ho letto, di nuovo ho preso i vecchi copioni, ho letto degli spettacoli molto, molto belli che meriterebbero magari di finire su un libro. Quindi Che speriamo non che... ci sono nel libro, però. Cosa? Che ci sono nel libro o non ci sono? No, no, non ci sono. No, certo, ma tieni presente che qui ci sono, come abbiamo detto prima, ci sono proprio le prime cose, proprio le prime. Una diciamo, che non appartengono alla preistoria è quella dei gemelli Nicchessa, l'ufficio di collocamento, però per esempio qui c'è Via del Bell'Asinello che era dello spettacolo Speriamo che venga qualcuno, Sant'Andrea Frius lo stesso, qui c'era la Fiaba che era precedente, Stato Libertà era precedente, San Gennaro e Sant'Elfisio lo stesso, ufficio di collocamento era del 93-94, quindi insomma manca tantissima roba di quello che noi abbiamo fatto. Tieni presente che ogni anno, bene o male, si faceva uno spettacolo nuovo, quindi insomma il materiale ce n'è, ci sono tante commedie che alcune devo ancora cercarle perché non me le sono neanche ritrovate, figurati. Figurati. E Però poi c'è questo tanto è il sogno nel cassetto, cioè rimettere in piedi, rivedere magari ovviamente con l'esperienza e la professionalità di 35 anni di attività, con gli occhi di adesso, quello che avevi scritto qualche tempo fa e renderlo ovviamente più attuale forse, quindi portarlo sul Ma no, punto. guarda, ti devo dire la verità, rileggendo i testi non saprei cosa modificare, perché funzionano così. Poi sai, il fatto anche di averli provati in scena, no? Quindi lo sai perché tu scrivi un testo, poi durante le prove lo modifichi, lo adatti, perché poi ho sempre scritto sapevo quando iniziavo a scrivere una commedia, sapevo che quel ruolo lo prendeva Massimo Lorrai, che quello lo prendeva Daniele, che quello lo prendeva Marco, insomma, diciamo che ho scritto proprio per gli attori della Pola, per cui eh, diciamo, erano proprio cuciti addosso, con le prove venivano perfezionati e quindi adesso rimetterci in mano non saprei cosa potrei attualizzare con qualche battuta, ma insomma, secondo me è bello perché appartengono a quel periodo. Ti devo dire che Sant'Andrea Fius e la Stata Libertà e Carlo Felice li abbiamo fatti anche 2 anni fa, prima del Covid. Devo dire che la gente rideva ancora Sì, per sì. quelle battute, anche perché purtroppo in Sardegna non è cambiato nulla, le cose, i casini che c'erano prima ci sono adesso, forse cambia solo il nome del presidente della regione, per il resto tutti i disservizi, i problemi sono gli stessi a distanza di 30 anni. Anche Daniele che diceva Glorioso Sant'Andrea mi pare che non sia cambiato molto. No, Daniele ma poi è sempre Castano. lo stesso, è sempre lo stesso, sempre lo stesso. Massi, siamo in chiusura, quindi Sì. ricordando il libro, speriamo che lo compri Allora, io a qualcuno. proposito, visto che stiamo ricordando il libro, io volevo dirti che adesso da sabato iniziamo a fare delle presentazioni. Infatti, Sabato saremo a Nuoro alla libreria Miramaro, mentre domenica mattina saremo a Cagliari alle 11 allo Spazio di Sea in Viale Trieste con Francesco Abbatte. Presentiamo il libro, poi saremo il 20 a Trattalias, il 21, domenica 21 a Settimo San Pietro, poi andremo a Sassari, insomma, mano a mano aggiornerò nelle mie pagine sui social di assolutamente. esatto, E ti seguiremo molto, molto volentieri. Massi, ci rivedremo presto, ovviamente. In bocca al lupo per questa avventura editoriale e noi comunque ci vediamo presto, dai. mi raccomando, Sempre. attento alla sottoserra. Grazie, un No, abbraccio. Fabrizio, grazie a A te, buon presto. lavoro, buon tutto. Grazie. Grazie. Tanti saluti a tutti, ci vediamo presto al prossimo appuntamento. Sempre Effetto Serra, il talk show su social. Buona serata. Ciao.